Mamma mia, che ci ho visto stasera? Ah no, non me la miseria, che ci ho visto stasera? Ma se una partita così buona o ritorno? Oh, non me la miseria. Immagino ritorno. 5 palloni. Da 10 minuti mi immagino ritorno. 5 palloni da 10 minuti. Poi, dopo 20-30 minuti, andati 4-5 palloni. E poi, al secondo tempo, andati 20 palloni. No, stiamo a casa. Ciao. Vai giù, allora. Io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettacolo Batman Napoletano. Come state? Vai giù, spero tutto bene. Questo video mi andrò a fare il post partita della semifinale di andata tra PSG e Bayern Monaco, che è finita in totale 5-4 per il PSG. Cioè, oggi, ma quello che dici, no? Quando giocano queste due squadre, è possibile mai che fanno sempre minimo 7-8 gol? Cioè, noi per esempio in Serie A c'ammo proiettato tra 100 anni che ci sogniamo che in una partita di calcio finisce, che ne so, 5-4, può dire, no? 3-2 per dire, ma anche un 3-2. Cioè, aiù, un po' aiù, per me, secondo me, passa per il Bayern Monaco, secondo me. Perché con la squadra che tiene, solo Olise che Harry Kane stanno facendo, i fracelli stanno facendo. Mamma mia, poi ci sta proprio PSG che tiene che fare, Desire 2, e tanti altri, Dembélé, tiene un sacco di loro, però poi secondo me stanno a vincere Bayern Monaco. Se riesce a passare al ritorno la settimana che viene, secondo me, mamma mia, una finale tra Bayern Monaco e Manchester City, o Manchester City è uscito, non mi ricordo, ditemelo qui sotto nei commenti se il Manchester City già dalla Champions, non mi ricordo, però secondo me un bello Bayern Monaco Manchester City, oppure se è tipo passato Real Madrid, non mi ricordo, un bello Real Madrid Bayern Monaco, no, quando me lo sto dicendo, Bayern Monaco vincetto contro Real Madrid, sto dicendo, sono tutti ubriachi, però un bello Manchester City Bayern Monaco, fosse top di finale, mamma mia. Odio Kvara, mamma mia. Lo sapete, sono innamorato folle di Kvaratskhelia, mamma mia. Cioè tu gli dovevi proporre un aumento di contratto, cioè un giocatore così, no? Un giocatore così forte che ti fa la differenza in ogni partita. Perché non gli aumenti il contratto? Ma pure un contratto scemo da 1 milione, che quello prendeva tipo 1,10 milioni, no? 1,1 milioni. Da 1,1 milioni gli facevi vedere, mo ci aumenta il contratto pure di 1 milione, 1,5 milioni, però gli facevi aumentare il contratto a 2,5 milioni, 3 milioni pure. E chi le interessava o no? Cacchio, tu stai a PSG. Poi tutto può essere, però secondo me restava a Napoli se gli aumentavano il contratto già nella stagione 23-24, inizio stagione 23-24. Ma vabbè, stiamo a parlare di Napoli ora. La Juve veramente. Sta, la, c'è una grandissima netta differenza ehm, tra il calcio europeo e quello italiano, c'è una grandissima differenza, me ne sto accorgendo giorno per giorno. C'è, per esempio, no, in un Napoli, può dire, un Napoli-Verona, un Milan-Genoa, non ci saranno mai tutti questi gol. Per esempio Milan-Juve, non ci saranno mai, in un Inter-Juve ci saranno massimo 5 gol, massimo.
Sarà un miracolo sportivo, ci saranno più di 6 gol, più di 5 gol. Quello che è successo a Inter Juve, non voglio entrare nelle dinamiche, proprio nei dettagli, che finì 4-3 per l'Inter, se non sbaglio, un totale di 7 gol, che è stata una fortuna esagerata per la Serie A. Cioè hanno detto, che la prossima giornata fatemi recuperare, fammi fate 11 gol in una giornata di Serie A, cioè ci furono 11 gol in una giornata di Serie A, ma rendiamoci conto. Vabbè, oggi, ma sinceramente, queste due squadre, la finale è anticipata, era quella di oggi è la finale anticipata. Ma sinceramente, vai giù. Mamma mia, non so che dirvi. Cioè, io per me alla finale se passi Bayern Monaco, ma se tipo passo PSG, mamma mia, perlomeno 3-4-0 come all'Inter l'anno scorso, cioè a buffare pallone, cioè o il Bayern Monaco o il PSG, sicuramente in finale una di queste due a buffa di gol le due, l'altra finalista, oppure se ne danno di santa ragione come se ne sono date quest'oggi, PSG e Bayern Monaco, e tipo finiscono 6-5, un 6-4, cioè per dire, vabbè voglio, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti chi vincerà la Champions oppure chi passerà in finale. E Vaggio, buonanotte, ci rimane. Ciao Vaggio.